nostre previsioni, elaborate con l'Università di Padova, ci parlano nel giro di 8 giorni di circa 320-330 letti occupati da pazienti positivi, però con un intervallo di confidenza piuttosto ampio perché dipenderà da come vanno i ricoveri, quindi potrebbero essere un po' meno di 300, ma potremmo arrivare anche a 360-370, quindi arrivare molto vicini al picco di dicembre. Sì, quindi qui torniamo al discorso che faceva prima il Presidente, che è fondamentale tenere alta la guardia sulle misure di prevenzione. Il dato positivo è che si sta delineando una riduzione della mortalità in terapia intensiva. So che rispetto al periodo in cui eravamo intorno al 43-44%, sembra che il dato oggi vada a posizionarsi intorno al 35%. Anche qui sono numeri che poi hanno un loro intervallo di confidenza perché vanno consolidati nel tempo, però questo è già un segno importante e che credo sia anche in parte legato alla riduzione dell'età, delle classi di età dei ricoverati. Avevamo visto l'altra volta, si conferma questa riduzione, oggi sono più quelli della classe 60-70 rispetto a quelli della classe 70-79, i ricoverati in terapia intensiva. Direi una situazione stabile dal punto di vista clinico, ancora abbastanza inquietante dal punto di vista gestionale.